Ci troviamo nel complesso operatorio del presidio ospedaliero di Conegliano all'interno di una delle sale operatorie dedicata all'urologia. In particolar modo in questa sala operatoria eseguiamo tutti gli interventi che prevedono l'utilizzo dell'endoscopia e dell'endurologia, in particolar modo trattamenti che riguardano l'apparato urinario basso ed alto rispettivamente. Questa sala operatoria è prettamente dedicata alla terapia mini-invasiva delle patologie urologiche e supportata ovviamente da una preponderante evoluzione tecnologica che ha stravolto in certi casi il trattamento di determinate patologie. Intendo dire l'utilizzo della laparoscopia in urologia, che basti pensare che il 95% degli interventi maggiori in urologia viene eseguito in laparoscopia. Per mini-invasività si intende anche l'utilizzo di endoscopi e endoureteroscopi miniaturizzati a un calibro di 2-3 mm che permettono l'accesso alle vie urinarie e il trattamento per esempio della calcolosi. Per mini-invasività si intende anche l'utilizzo del laser per il trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna o da ultimo anche l'utilizzo del vaporacqueo sempre per il trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna. E per quanto riguarda invece l'evoluzione tecnologica degli ultimi anni, abbiamo appena accennato all'utilizzo estensivo del laser in tutte le sue varie forme, sempre per il trattamento di queste patologie o, come recente ingresso, anche l'utilizzo del vaporacqueo per il trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna e per la risoluzione dei sintomi urinari ostruttivi. In questa sala operatoria vediamo in particolar modo l'attrezzatura dedicata al trattamento della calcolosi con il lettino radiologico, il braccio radiologico e la colonna video, oltre al laser utilizzato per il trattamento della calcolosi. Vediamo anche allestiti i vari tipi di laser utilizzati per il trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna. In particolar modo mi preme sottolineare il fatto che per il trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna abbiamo a disposizione ben due tipi di laser, il laser al tullio e il laser verde, il green laser come viene detto. Utilizziamo anche in maniera estensiva l'utilizzo del vaporacqueo in quella che è la più moderna fra le tecnologie del trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna, che viene detta Rezum. Il Rezum è una innovativa tecnologia per il trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna e prevede l'iniezione di piccoli volumi di vaporacqueo direttamente all'interno della parte ipertrofica, della parte ingrossata della prostata. Questi piccoli volumi di vaporacqueo determinano una coagulazione del tessuto, quindi una necrosi coagulativa che pian piano si retrae e quindi andiamo poi a ripristinare il normale decorso e il normale calibro dell'uretra prostatica che viene ostruito dall'ipertrofia prostatica benigna. Come è fatta questa macchina? Prevede che ci sia un generatore appunto di vaporacqueo e poi è dotata di un manipolo, una specie di endoscopio che entra attraverso il canale uretrale fino al livello della prostata. Con un piccolo pulsante si fa progredire un ago, ovviamente cavo, all'interno del tessuto prostatico e vengono iniettati dei volumi preconfezionati di vaporacqueo per una durata di 9 secondi in ciascun trattamento. Il numero di queste iniezioni di vaporacqueo varia in base al volume della prostata, entrambi i lati della prostata. Il trattamento dura una decina, una quindicina di minuti, quindi a una velocità molto elevata rispetto alle altre tecniche di trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna. È sicuro nel senso che non ci sono sanguinamenti che si verificano o raramente degli sanguinamenti che interrompono la procedura durante il trattamento. In quali casi si adotta? Si adotta nelle persone che hanno un volume prostatico di medie dimensioni, quindi non devono essere prostate né troppo grandi né troppo piccole, altrimenti la procedura non è indicata. Gli ulteriori vantaggi che offre questa procedura sono il fatto che può essere eseguita in anestesia locale abbinata ad una sedazione o nel caso peggiore in anestesia loco-regionale. Il paziente viene cateterizzato alla fine della procedura, questo catetere viene rimosso dopo qualche giorno, quindi il paziente addirittura in giornata, se non il giorno stesso, può andare a casa e può riprendere in maniera più veloce la propria attività quotidiana. Altri vantaggi del Rezum sono il fatto che è una metodica facilmente acquisibile e velocemente acquisibile da parte dell'operatore.
e in certi casi, in certe situazioni, può essere addirittura eseguita in regime ambulatoriale. Il Rezum è controindicato in pazienti che sono portatori di sfintere artificiali a livello dell'apparato urinario oppure protesi peniene. Per quanto riguarda i risultati della tecnologia Rezum, si incominciano ad avere dopo 2-4 settimane, quando si ha una retrazione del tessuto coagulato mediante il vaporacqueo. I risultati definitivi si ottengono dopo circa 2-3 mesi. E per quanto riguarda la durata di questi risultati nell'alleviare i sintomi urinari ostruttivi in pazienti affetti di ipertrofia prostatica, sono abbastanza duraturi, nel senso che solo il 4% delle persone viene retrattato dopo 4 anni dalla procedura iniziale. Nell'ambito del trattamento mini-invasivo delle principali patologie urologiche, noi abbiamo detto che nel 95% dei casi utilizziamo la laparoscopia per il trattamento dei tumori del rene, per i tumori della prostata e anche per i tumori dell'uretere. In particolarmente il reparto è fornito di telecamere sia 0 gradi che 30 gradi con una visione tridimensionale, quindi l'operatore durante l'utilizzo di questi strumenti utilizza degli occhiali appositi. Con questi interventi riusciamo a svolgere tutti gli interventi oncologici maggiori presenti in urologia e in particolar modo ci stiamo concentrando sulle tecnologie di nephron sparing, come vengono definite, di risparmio del rene, per cercare di enucleare delle neoformazioni renali che fino a qualche tempo fa implicavano l'asportazione dell'intero organo. L'intervento di prostatectomia radicale è ormai ben codificato dal punto di vista laparoscopico, anche nelle sue varianti robotiche, ma diventa ormai uno standard nelle principali urologie italiane. Allora, abbiamo deciso di adottare presso il nostro reparto una politica di molteplicità di soluzioni terapeutiche per il trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna, sia i 2 tipi di laser che abbiamo citato prima, il laser verde e il laser al tullio, sia il Rezum, cioè il trattamento col vapore acqueo. Questo per rispondere sia alla domanda da parte dei pazienti, che molto spesso giungono informati presso il nostro centro e richiedono delle informazioni specifiche per un singolo trattamento, sia perché preferiamo avere la possibilità di scegliere i diversi trattamenti per le singole e specifiche situazioni.